Siniscola. Con la valanga di premi ricevuti, la baronia è schizzata in cima ai desideri di tantissimi turisti, tra loro anche i VIP. Sono molti, infatti, ad avere messo gli occhi sul mare blu che bagna Siniscola, frequentandone il litorale e i centri costieri, per la gioia dei fan a caccia di foto e degli immancabili autografi. A Capocomino è stato avvistato il giornalista Giovanni Floris. L'ormai ex conduttore di Ballarò ha ricaricato le pile nella spiaggia di Senesachitta, ritemprando le energie in vista della nuova stagione televisiva che lo vedrà tra i volti di punta di La 7. Alla Caletta invece fatto il pieno di complimenti l'attore Walter Nudo, il vincitore della primissima edizione dell'Isola dei Famosi, che secondo i ben informati era in vacanza nella zona di Posada. Le acque di San Giovanni Mare, sempre a Posada, hanno sedotto la burrosa showgirl Carmen Di Pietro, sirenetta in spiaggia e gentilissima con gli ammiratori che si sono avvicinati per salutarla. Ma l'elenco non si ferma qui. Per l'attore della soap opera 100 vetrine, Pietro Genuardi, famoso per aver interpretato il ruolo di Ivan Bettini. I tifosi piacevolmente conquistati dal calciatore della nazionale italiana Salvatore Sirigu, che a fine luglio ha trascorso qualche giorno di riposo alla Caletta. Abituée della baronia è la conduttrice Lorella Cuccarini, che quasi ogni estate si ritaglia le vacanze lontano da flash e clamori. Per Lorella Cuccarini la Sardegna fa rima con mare, vendemmia e famiglia. Il marito, il produttore Silvio Capitta, in arte e testi, infatti, è originario di Siniscola ed è qui, tra le spiagge e le campagne della baronia, che almeno una volta all'anno la più amata degli italiani si ritaglia una breve vacanza insieme alla famiglia. Oggi non ci sono più i miei suoceri, dice Lorella, c'è Simonetta, mia cognata, con la sua famiglia. Noi abbiamo la bellissima tradizione della vendemmia. A Siniscola il papà di Silvio aveva una casa in campagna con un vigneto. Ci troviamo lì una volta all'anno, beviamo il vino che ci accompagna tutto l'inverno e trascorriamo insieme 2 giorni speciali. Continua a richiamare star anche la spiaggia di Berchida a Siniscola, dove c'è chi giura di aver intravisto il presentatore Gerry Scotti, grande estimatore della Sardegna, la showgirl Eleonora Brigliadori, la cantante Arisa, Jimmy Ghione a Santa Lucia di Siniscola. Gli abitanti del borgo ancora nell'Ottocento chiamavano il luogo della Caleta Pedras Niedas, pietre nere. Nella zona della Torre di San Giovanni e della relativa torre cinquecentesca pertinenze del comune di Posada era localizzato lo scalo medievale di La Caletta, chiamato in epoca giudicale San Giovanni Porto Nono, Porto Nuovo. Ai piedi di Monte Tintiri, non lontano dalla strada che conduce alla Caletta, si trova il nuraghe Gorropis. Le Domus de Llanas di Cucuru e Llanas sono situate nella strada provinciale tra Siniscola e La Caletta, mentre le tombe dei giganti di Supiccante, di Sas Colovranas e su Itikinzu si trovano tra Capocomino e Ergoli. Nell'anno 1100 il borgo di Siniscola era inserito nella curatoria di Posada, facente parte del giudicato di Gallura. Poi fu assoggettato direttamente da Pisa e fu governato da un vicario. Con la conquista catalano-aragonese si concluse la parentesi pisana nel 1323. Nel 1514 i Mori raggiunsero le coste di Siniscola, approdarono senza incontrare resistenza e saccheggiarono Siniscola, Torpè e Lodè. Per queste continue scorrerie gli abitanti di Lodè, Torpè e Siniscola minacciarono di abbandonare i loro villaggi e di trasferirsi attorno alla rocca di Posada in attesa di un sistema di difesa adeguato. In seguito al viaggio di perlustrazione che nel 1573 fece Don Marco Antonio Camos, capitano di Iglesias, furono costruite in posizione strategica le torri litoranee a difesa delle popolazioni costiere più esposte ai pericoli di invasione dei pirati. Nel febbraio del 1581 i barbareschi sbarcarono in forze presso Santa Lucia, dove ancora non c'era la torre, e depredarono, uccisero e fecero prigionieri. Ma sulla via di ritorno alle loro navi trovarono le squadre armate di Bernardino Puliga, nobile originario di Sassari, poi divenuto eroe locale siniscolese, che li sconfisse mettendoli in fuga, recuperando il bottino e liberando i prigionieri.
I baroni che si succedettero nel territorio della baronia non ebbero molta cura del feudo, tanto che nel 1623 il Consiglio del Real Patrimonio d'Aragona sequestrò il feudo a Michele Portugues, il quale non vi aveva organizzato alcun sistema difensivo contro i pirati saraceni e lo costrinse a procedimenti giudiziari di riscatto che poi lo condussero alla perdita fallimentare della proprietà e del titolo. Nel XVIII secolo, durante il periodo sabaudo, si verificarono i moti rivoluzionari sardi che interessarono anche la baronia di Posada, ma le rivolte non riguardavano direttamente il Savoia, bensì erano condotte contro i baroni dei centri abitati di Posata, Siniscola, Lodè e Torpè, rappresentati in un unico feudo posseduto da donna Marianna Nin Zatrillas, duchessa di Sotomayor e moglie di Don Modesto della Escossura, che viveva in Spagna e riceveva benefici feudali dagli amministratori residenti in Sardegna. Nel censimento del 1846 Siniscola contava 2521 abitanti. Il centro urbano era ricompreso all'interno di un triangolo ideale. Il perimetro del triangolo coincideva presumibilmente con l'antica fortificazione muraria eretta nel XVI secolo per difendere la popolazione dalle invasioni saracene. Il processo di abolizione del feudalesimo partì dal 1838 e terminò in ritardo rispetto ad altre zone della Sardegna. Alla fine il paese venne riscattato agli ultimi feudatari Ninza Trillas e divenne un comune amministrato da un sindaco e da un consiglio comunale. Nel 1853 vennero presi provvedimenti per il crescente fenomeno del banditismo e l'abitato di Siniscola, capoluogo di mandamento, disponeva di 2 stanze per la custodia dei detenuti di passaggio e la sede stabile dei cavalleggeri in Sardegna. La baronia fu l'ultimo feudo ad essere riscattato dai Savoia intorno al 1860. I tumulti di Siniscola e l'incendio del municipio dell'agosto del 1906 sono stati la conseguenza di una situazione di malessere generale che era diffuso in tutta la Sardegna. Una tra le tante cause affonda le radici nel 1887, quando scattò il protezionismo doganale ed i prodotti dell'agricoltura e della pastorizia non presero più il largo dagli approdi sardi diretti a Marsiglia. Al mercato francese giungevano anche partendo dai porti di La Caletta e Orosei. Nel 1940 iniziò per l'Italia e per la Sardegna la seconda guerra mondiale. Anche il paese di Siniscola soffrì per la dolorosa e pesante partenza dei giovani inviati a combattere nei diversi fronti di guerra. Nel 1957 fu ricostruito e fortificato il porto di La Caletta, porto di notevole importanza per gli scambi commerciali. Vi facevano tappa periodicamente i piroscafi postali che collegavano la Sardegna con Civitavecchia, Livorno e Genova. Venivano imbarcate svariate qualità di merci, principalmente minerali estratti dalle miniere di Lula e il carbone di legna prodotto nei boschi dell'entroterra. Nel 1878 fu costruita la chiesa e ci fu un incremento demografico dovuto sia all'afflusso dei siniscolesi e dei nuoresi che a quello delle famiglie dei pescatori ponzesi. Si sviluppa nel settore industriale e artigianale negli anni 70. Sono di questi anni l'avvio della produzione da parte della società Sardocalce, Marfili, Sils, Laterizia, Aurora Marmi, eccetera. Si afferma lentamente il settore turistico grazie all'edificazione di strutture alberghiere alla Caletta. Il 28 maggio 2013 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano firma il decreto con cui Siniscola viene elevata al rango di città. La memoria, adeguatamente supportata dai vincoli dell'affetto, ci porta ad onorare il ricordo di un grande siniscolese, dell'avvocato dei poveri, Luigi Oggiano, un uomo di legge che pur raggiungendo vette eccelse nella sua professione legale e politica, è vissuto sempre povero, spesso donando parte delle proprie modeste risorse ai più deboli ed ai più bisognosi di conforto umano e materiale. Una vita spesa al servizio dei più poveri e al servizio dei dimenticati. Perché non organizzare a Siniscola il primo concorso regionale di pizza creativa? Una proposta inedita che piace e che sicuramente richiamerebbe in città tantissime persone.
Elia Mulaggia si sta impegnando per trasformare questo progetto in realtà. Nel frattempo le sue creazioni al forno continuano a spopolare. Ogni pizza creativa fa il pieno di consensi, sublimando la loro bontà con un impatto visivo che in pochi sono capaci di produrre. C'è una Madonnina tutta d'oro nel ventre della montagna che giace in fondo ad un crepaccio. La si può scorgere attraverso una stretta fessura della roccia quando a mezzogiorno i raggi del sole, penetrando a perpendicolo, toccano la sua spalla destra illuminando tutto l'affratto, poi più nulla. Il buio inghiottisce ogni cosa. La montagna è la maestosa catena calcarea del Montalbo che in tutta la sua bellezza sovrasta Siniscola e la Madonna è quella di Bona Vraule. Non si è mai saputo che l'avesse collocata in quell'affratto, come perché, forse a protezione degli abitanti del paese, forse custodiva un tesoro. Era credenza diffusa che si manifestasse solo alle persone di fede per negarsi a coloro i quali dubitavano della presenza divina sulla terra. Uno sperpero di denaro pubblico alla periferia della caletta di Siniscola, dove da oltre 20 anni fanno bella mostra i resti dello Stelo della Gioventù. A nulla è servita una commissione di indagine regionale. A Siniscola non è stato mai regionale per sapere come mai una struttura costata centinaia di milioni di vecchie lire sia in stato di completo degrado senza che abbia mai aperto i battenti. Per i lavori sarebbe stata usata sabbia di mare che avrebbe poi corroso il cemento, rendendo di fatto inagibili i locali. Uno ostello fantasma, un ostello da dimenticare. La struttura nata alla Caletta, località Sarenaria, alcuni anni fa per diventare ostello della gioventù, è stata completamente abbandonata prima di aver mai raggiunto l'operatività. Ben visibile dalla strada la caletta Siniscola, ma ancor di più dalla bretella di recente completamento che raccorda l'ingresso della frazione alla strada per Santa Lucia, l'edificio colpisce per il precoce decadimento. Tra lavori lasciati a metà, porte inesistenti, sanitari divelti, il luogo è la dimora ideale per volatili animali selvatici, un ricovero per animali di lusso, visto che è costato oltre 1,5 miliardi. Con il lotto dei lavori eseguiti finanziati con una prima tranche di fondi regionali fu realizzata una struttura comprendente 15 stanze da 4 persone per un totale di 50 posti letto, i servizi e le stanze comuni. Il collaudo dell'opera ad oggi, non ancora effettuato, doveva preludere alla seconda tranche di finanziamento che avrebbe permesso la realizzazione di altre 15 camere. La Regione anni fa aveva nominato una commissione d'indagine per verificare modi e metodi di costruzione dell'edificio e che ha dato risultati spaventosi, che ha messo a nudo una vergogna istituzionale siniscolese. L'ostello è stato costruito su un terreno acquitrinoso utilizzando acqua e sabbia di mare. Nel calcestruzzo sono state trovate persino delle conchiglie che rendono il manufatto inagibile e inabitabile perché è strutturalmente pericoloso. Il fronte indipendentista Unidu di Siniscola chiede all'amministrazione comunale e a quella regionale, precisamente all'assessorato ai lavori pubblici, che venga fatta chiarezza, che vengano date risposte esaustive e dettagliate, che si faccia un'indagine ufficiale sui nomi dei responsabili che hanno permesso questo scempio. Sento rumori che non mi piacciono, quindi andiamo via subito. E anche questa è fatta. Alla prossima.